Altre cose che secondo voi affronteremo stasera, la sfida educativa. Intanto, se ci pensiamo bene, già sfida è, cioè quando noi parliamo le parole non le usiamo a caso, no? Le parole hanno un grosso significato. Allora, è una sfida perché prima di tutto è una sfida con se stessi, come abbiamo detto questa sera, è una sfida contro il nostro passato, le nostre esperienze, le nostre credenze. Noi siamo cresciuti con dei valori che per il periodo in cui siamo cresciuti andavano molto bene e che oggi sono comunque diversi. E vincere questa sfida significa riuscire ad essere genitori attuali, genitori che sanno ascoltare i figli e che sanno aiutare i figli ad avere dei riferimenti. Oggi i nostri figli hanno bisogno di riferimenti più di quanto non ne avessimo bisogno noi. L'obiettivo è fare in modo che si acquisisca la consapevolezza che la società cambia e che gli strumenti educativi che è importante mettere in campo devono essere adeguati e adattati alla società. I ragazzi cambiano e quindi non conta più dire era meglio prima e meglio adesso, diventa importante invece capire qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è l'autonomia dei figli, dare amore ai figli, bisogna trovare un modo per far sì che loro crescano in questo modo. C'è il network, quindi cambia tutto. E come diceva prima, come ti chiami tu? Leandro. I ragazzini acquisiscono una consapevolezza di un potere diverso, che è un sistema educativo di imposizione. Torniamo all'osservazione che faceva Francesca, che è molto importante. Oggi, non 10 anni fa, non 20 anni fa, oggi è inefficace. Ma ribadisco, mica perché lo dico io, voi non dovete credere a nulla di quello che dico io. Mi raccomando, andate a casa, informatevi, cercate le cose. L'obiettivo principale dell'AGES è quello di fare formazione per i genitori e soprattutto formarli nel rapporto con i propri figli in modo da evitare conflitti generazionali e soprattutto per poter avere una crescita armoniosa di entrambe le categorie, genitori e figli, e soprattutto con amore, con serenità e con pace, dare delle opportunità a questi ragazzi in un momento così difficile di poter approcciarsi al futuro, al loro domani, con dei valori. Cioè, è importante riuscire a comunicare in qualsiasi modo, ascoltandoli come dicevo prima, oppure anche solo guardandoli, cioè cercando anche di capire quello che loro, i messaggi che ci trasmettono anche solo con lo sguardo.